Allora, sempre con il segretario della CIS stiamo facendo il punto delle case di riposo, delle IPAB, proprio in riassunto estremo, così riprendiamo il filo del discorso. Le tre cose che voi vorreste sostanzialmente cambiare con la precedente legge per le case di riposo, e quindi a favore di chi e di come, proprio riassumendo. No, allora, riassumendo è riprendere il tema nel campo della gestione pubblica della casa di riposo, prima questione importante. La seconda, efficientare la struttura semplificando dal punto di vista amministrativo e gestionale, producendo dei benefici per l'utenza. Quindi accorpando? Per cui possibilmente accorpando laddove il numero fosse piccolo, quando la struttura è sufficientemente grande può rimanere. È chiaro che possono diventare le case di riposo anche dei centri polifunzionali per il territorio, possono essere anche la classica apertura, esatto, che di cui si tante volte si possiamo armonizzare tutte le rette territoriali. Non è possibile che in un comune ci sia una retta, in un altro comune ce ne sia un'altra e che ci sia concorrenza anche su questa struttura. Poi il fatto che possano essere trasformate in fondazioni, togliendo questo patrimonio, e una visione strategica che la Regione deve avere necessariamente su un tema sociale così importante che riguarda 15.000 ospiti nelle case di riposo. Ecco, questi sono i temi che poi indirettamente e anzi direttamente coinvolgono anche i lavoratori che sono implicati, coinvolti nella gestione delle case di riposo, che riguardano circa 10.000 lavoratori impegnati. Assolutamente, quindi queste sono le questioni fondamentali. Autonomia. Il tema dell'autonomia è un tema importante che ha fatto discutere molto il Veneto. Il Veneto. Voi che posizione eravate? Vi siete pronunciati? Sì, la CISL ha mandato una lettera al Presidente Zaia e ha posto tre condizioni al Presidente Zaia. La prima condizione è che questo referendum, perché si sentiva tanto parlare di secessione, di indipendentismo, di tutti quei movimenti, abbiamo chiesto al Presidente Zaia che ci dica chiaramente che questo referendum era nel dettato costituzionale, e lui ci ha risposto: è nel dettato costituzionale, io voglio muovermi in base all'articolo 116 della Costituzione e conseguenti. E questa è stata la prima risposta. La seconda, la CISL tra l'altro è autonomista e federalista proprio come struttura organizzativa anche della CISL, per cui laddove è possibile delegare competenze ai territori noi lo facciamo, anche se nel nostro acronimo, nella CISL, c'è la I che risponde a italiana, ci sentiamo italiani e dentro una confederazione nazionale. E qui ci sono dei temi che possiamo veramente esercitare noi nel territorio e svilupparli. La terza è che il tavolo dell'autonomia, che la Regione ha voluto chiamare la consulta per l'autonomia, fosse fatta in piena armonia con tutti gli stakeholder territoriali e le amministrazioni locali e dentro un confronto sereno con l'amministrazione del governo nazionale. E di questa ci ha risposto il Presidente Zaia, e condividendo la nostra posizione e condividendo anche le nostre priorità, perché noi alle 23 deleghe avremo anche delle priorità dentro quelle. Quali sono le priorità? Allora, 23 deleghe sono tante e sono molto articolate e anche complesse. Sì. Noi abbiamo chiesto al Presidente Zaia di muoverci su alcuni segmenti che stanno molto più a cuore alle organizzazioni sindacali. Allora, possiamo subito affrontare il tema, per esempio, della previdenza integrativa. La nostra Regione ha da poco legiferato sul welfare e le politiche sulla previdenza integrativa. Questo possiamo gestirla come Regione Veneto. Possiamo gestire il tema della sicurezza sul lavoro, tema che lo SPISAL nazionale può demandare su base territoriale. Possiamo ragionare sul tema dell'istruzione.
Per esempio abbiamo lamentato quest'anno la carenza di personale e ogni anno dobbiamo rincorrere e chiedere alle altre regioni d'Italia di fornirci personale che poi giustamente dopo appena insediato chiede l'avvicinamento a casa, creando poi dei disservizi all'utenza, alle famiglie, agli studenti. Potremmo fare delle graduatorie regionali, su base regionale, potremmo sviluppare anche una pianificazione insieme all'università per fornire, incrociare la domanda e l'offerta. Per esempio quest'anno abbiamo avuto quasi 800 pensionamenti nel campo dell'insegnamento nella scuola primaria e l'Università di Padova e di Verona hanno fatto l'avvio, perché sono a numero chiuso, 200 posti per Padova e 100 posti a Verona. Questi non sono nemmeno sufficienti a garantire quel turnover di pensionamenti che avremo nei prossimi anni. E sempre perché devono contribuire da altre regioni, però anche probabilmente. No, però questo sta nelle facoltà. Potrebbe rientrare quindi nel prossimo dell'Ateneo di allargare il numero chiuso, nel senso da portarlo da 200. Ecco, questi diciamo sono dei temi, ma aggiungo ancora con l'assessore Donazzan stiamo già affrontando tutto il tema delle politiche attive per il lavoro, che vuol dire spostare i centri per l'impiego non più da una visione nazionale ma a una visione territoriale, gestendo anche tutte le politiche per la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali. Possiamo farlo tranquillamente nel nostro territorio. Ecco, questi sono alcuni dei temi che vi stanno un po' più a cuore, insomma, sostanzialmente, sono vostri facilmente raggiungibili. Io per esempio mi pongo alcune domande che porrò, tra l'altro domani abbiamo l'insediamento della consulta per l'autonomia con il presidente Zaia. Allora, io ritengo che la richiesta della Regione Veneto al governo di esercitare tutte e 23 le autonomie sia una richiesta legittima. La Regione la può fare perché è dentro il dettato costituzionale, sono fra quelle deleghe che il governo può dare alla Regione. Io la cosa che non critico ma voglio evidenziare, voglio portare l'attenzione domani, è che noi dovremmo affrontare questo tema dell'autonomia con la logica dei piccoli passi, esercitare quell'autonomia che effettivamente possiamo realizzare e portare a casa. Poi riusciremo un giorno a portare tutte e 23 le deleghe, ben venga, però oggi portiamo quello che è praticabile, quello che è facile. Perché adesso, non per richiamare il tema delle IPAB di cui abbiamo avuto modo di affrontare prima, ma questa delega era già una nostra competenza dal 2001 e perché non l'abbiamo esercitata? Perché? Per problemi sopradetti. Ecco, questa era una competenza che avremmo potuto tranquillamente esercitare e allora abbiamo discusso ultimamente nella nostra regione della scelta della Regione Veneto di chiudere Veneto Promozione. Era nata questa azienda speciale della Regione Veneto per gestire il commercio estero. Una regione in un quadro così complesso dal punto di vista del commercio internazionale può pensare di relazionarsi con alcune città della Cina che sono tutto il nord dell'Italia? Allora ci sono alcuni temi e alcune deleghe che possono essere esercitate con più facilità e altre meno. Per esempio il tema dell'energia può essere un tema che riguardi soltanto la nostra regione. Allora, per quello io domani nelle riflessioni che avrò modo di rivolgere direttamente... Perché siete chiamati comunque, anche è bene sottolineare questo, siete anche voi chiamati in causa, insomma, per dare luogo a questo progetto. Sì, nella consulta. Noi vorremmo essere, noi siamo stati fra i promotori del referendum, o meglio, non siamo stati noi i promotori, ma abbiamo sostenuto il referendum, perché ritenevamo che quelle deleghe andassero esercitate e chieste.
esercitare l'autonomia richiede anche grande senso di responsabilità e grande capacità degli amministratori pubblici di riuscire a coordinare questa cosa. Oggi alla politica è richiesta adesso questa grande capacità di esercitare appieno e di raccordarsi. Ecco che il tema dell'autonomia non diventi, ahimè, un pretesto per dire Roma è brutta e cattiva e noi non riusciamo a fare le nostre cose che vorremmo. Per esempio la Regione Veneto ha fatto benissimo ed è fra le regioni, è un'eccellenza dal punto di vista sanitario, ha esercitato benissimo sia la programmazione che l'organizzazione della struttura sanitaria del Veneto. Noi sia per costi che per servizio offerto siamo una delle prime regioni. Dovremmo riuscire da qui ai prossimi anni a dire ai veneti e anche al paese che è possibile esercitare autonomia non sconnessi da Roma ma connessi a Roma e perché questa esperienza del Veneto possa diventare patrimonio anche delle altre regioni d'Italia. Assolutamente, ci sono aspetti molto interessanti, vedremo poi come va a finire tra l'altro. Noi continuiamo dopo la pubblicità.